Buonasera, io sono Ivan Bortolin del Meetup di Udine. Danilo Mesghez del Meetup di Trieste. E questo qui è un video riassunto della riunione regionale che si è appena conclusa. Per chi volesse vedere la riunione per intero è disponibile sul canale del Meetup di Udine. E allora, questa sera si è discusso della manifestazione che si terrà sabato 26 febbraio nelle piazze regionali relativamente a informare sulla tematica e i rischi legati agli inceneritori e all'incenerimento dei rifiuti. Allora, innanzitutto a partecipare ci sarà sabato Udine, il meetup di Pordenone, mentre il meetup di Codroipo farà il banchetto il martedì perché hanno il mercato, quindi hanno massima visibilità rispetto al sabato. Per la stessa motivazione anche verrà fatto un banchetto a Tavagnacco, questo di mercoledì, appunto per sfruttare la massima visibilità data dal mercato. Mentre per quanto riguarda Trieste, il rappresentante presente questa sera riferirà al gruppo e insieme al gruppo verrà presa una decisione che verrà resa disponibile a giorni. Ora, relativamente a questa manifestazione si è deciso di fare un volantino comune per tutti i meetup. È stato deciso che verrà usato il formato A5, sul fronte verrà usata una foto che abbiamo trovato su internet, di cui chiederemo l'utilizzo, e uno slogan di 2-3 parole, mentre sul retro verranno usate delle frasi molto concise e molto a slogan per far capire appunto i rischi legati all'incenerimento dei rifiuti. E proprio relativamente alla discussione di queste frasi e di altri aspetti del volantino passo la parola a Danilo. Durante la riunione è stato deciso tramite votazione di coordinare il tutto tramite il meetup regionale che è stato aperto da poco tempo. Il meetup regionale finora era chiuso a ogni pubblicazione da parte degli utenti iscritti e verrà aperto temporaneamente, verrà aperta la bacheca, per discutere solo e unicamente il topic inerente alla creazione di questo volantino, in modo tale da poter convogliare tutte le idee. Una volta creato questo volantino, il meetup regionale verrà di nuovo chiuso. Questo perché si è deciso nella riunione precedente di non disperdere l'energia dei vari meetup locali in un progetto che sarebbe al momento troppo grande da gestire. Sì, relativamente sempre. Esatto. Oltretutto sul meetup regionale è stato deciso di aprire una sezione in cui pubblicare tutti i video prodotti dai vari meetup locali che abbiano una qualche valenza regionale. Verrà pubblicato a breve questa sezione. È stato inoltre proposto di copiare la struttura del sito Movimento 5 Stelle Trieste, un sito che è aperto da poco, che ha una struttura blog. È stato proposto di copiarlo nel dominio regionale, in modo da disporre di uno strumento per comunicare verso l'esterno tematiche regionali. Verrà inviata un'email a tutti gli iscritti della mailing list regionale per poter valutare la proposta che verrà discussa a Pordenone il prossimo mese. Ripasso la parola. Ecco, appunto l'ordine del giorno, uno degli ordini del giorno di Pordenone sarà la discussione della struttura del sito e appunto incominciare a lavorare su questo sito. Questo è quanto è stato deciso in questa riunione. Ricordo, per chi volesse vedere la versione integrale della riunione, sarà disponibile fra qualche giorno nel canale YouTube del Meetup di Udine, e ci vediamo, spero sempre più numerosi, alla prossima riunione regionale a Pordenone, che si terrà verso metà marzo, tempi tecnici un attimino da definire. Con questo vi salutiamo e buona serata. Vi aspettiamo, buona serata.